Una vita sempre più costosa, lei cosa ne pensa? Cosa ne penso? Cosa possiamo fare noi? Il problema è che sono i nostri governanti che devono fare qualcosa, non noi. È molto costosa, infatti, e chi ha famiglia, e io ormai sono anziana e non più di tanto non posso spendere, però è molto molto cara, specialmente la frutta e la verdura. Bisogna guardare bene a cosa spendere, dove spendere. Ma il vostro stile di vita è cambiato un pochino con il fatto che i prezzi sono aumentati? Fortunatamente noi manteniamo il nostro standard, quindi facciamo quello che possiamo e andiamo avanti così. Com'è in Francia la situazione? E anche il governo ha messo un blocco sull'aumento del costo dell'elettricità e anche siamo un po' nella stessa situazione sul Covid, il Green Pass, però da noi il Green Pass non è obbligatorio per andare a lavorare. Sì, sicuramente cambia un po' la vita, però vedremo come va nel futuro. Pensiamo che non sia giusto che aumentino tutte queste cose, anche la benzina, perché ci dobbiamo muovere, dobbiamo andare al lavoro, quindi è troppo, esatto. Infatti, soprattutto in questa fascia d'età dovremmo essere agevolati, anche perché vuol dire noi siamo la forza lavoro e la forza anche mentale e futura del nostro paese e non ci aiutano completamente. È un casino e aumenteranno ancora di più. Vedrà. Ma secondo lei bisogna trovare una soluzione a questa situazione? Speriamo, perché i cinesi ci uccidono.